Padova celebra la festa dell'unità nazionale delle forze armate a Villa Giusti, dove venne sancito l'armistizio che mise fine alla prima guerra mondiale. Su questo tavolo, nel tardo pomeriggio del 3 novembre 1918, fu firmato l'armistizio dal generale Pietro Badoglio, presidente della Commissione italiana, e dal generale Weber von Webenau, presidente della Commissione austriaca. La stanza è rimasta esattamente come era al momento della firma dell'armistizio. È stato conservato la tovaglia originale che copriva il tavolo, che è ancora macchiata di inchiostro, vino e tè, e la penna con cui è stato firmato l'armistizio. Una giornata per celebrare l'unità del nostro paese, per ricordare il sacrificio di tante vite e il senso di comunità e di popolo che è nato durante la guerra. Ma soprattutto quest'anno, il 4 novembre, ha voluto essere l'occasione per parlare di pace. In questo periodo un valore che deve essere ribadito più che mai alla luce del conflitto in Medio Oriente. È una giornata che va illustrata, spiegata anche ai giovani, anche alla luce di quello che sta succedendo, e anche per spiegare quello che è l'impegno delle forze armate per la difesa della pace ogni giorno. Un messaggio che si è voluto spiegare soprattutto ai bambini della scuola primaria padovana, che hanno cantato davanti alle autorità l'inno nazionale nel momento solenne dell'alzabandiera. Spiegare quanto è importante la patria, quanto siano importanti le persone, i militari, in questo caso le forze armate, che lavorano per la pace, per la giustizia, per la libertà, non per la guerra come si possa semplicisticamente pensare, perché in realtà nessuno più delle forze armate sa quanto sia orribile la guerra. I venti attuali di guerra in giro per il mondo lo confermano, e quanto invece sia importante la pace. Adoperarsi tutti noi nelle nostre funzioni di forze armate e anche di forze di polizia a favore della giustizia, della libertà, della democrazia, mi lasci aggiungere, come nel nostro paese. Presenti alla cerimonia ufficiale le istituzioni militari e civili, con in testa il sindaco Sergio Giordani, il prefetto di Padova Francesco Messina e l'onorevole del PD Andrea Crisanti.